Siamo con Elena, la mamma di Jonathan Milan. Elena, stamattina non sei riuscita ancora a incrociare Johnny, ma l'hai sentito. Dici come sta e che emozioni insomma ti ha raccontato, soprattutto dopo la gara di ieri. Allora, noi l'avevamo incontrato subito dopo l'arrivo ed era un po' deluso perché ovviamente ci teneva a fare bene anche nella tappa di ieri, e per se stesso e poi per la squadra, e sapeva che eravamo lì e che tutto il Friuli tifava per lui. Lì per lì era un pochettino giù di morale, ma è bastato poco, ha delle persone splendide al suo fianco. Già ieri sera, 2 ore dopo la gara, era molto sereno, soprattutto carico per il fatto che oggi corre in casa, e nonostante la tappa sarà dura, io so che dalla partenza all'arrivo avrà un'energia data dalla gente che gli farà il tifo. Senti, qui a Montellato sembra una piccola delegazione, c'è il nonno, c'è la zia, alcuni amici, però il grande tifo sarà ad Avasinis, dove c'è già suo marito che mi diceva è in fase di allestimento per accoglierlo al meglio. È sempre un'emozione tornare a casa e sentite il calore della gente e della nostra terra? Assolutamente sì, è una cosa incredibile. Noi abbiamo un negozio e io dalla mattina alla sera ho gente che entra, ma di ogni età, ed è quello il bello, che mi dice quanto sono grandi le emozioni che vengono date. Ovviamente a me vengono a parlare di Jonathan e ci riempie il cuore perché sentiamo veramente tanto affetto e so che ci sarà tantissima gente e che lui ha tanta gente che gli vuole bene, e questo Jonathan lo sa. Esatto, e anche è riuscito secondo me a trasmettere la passione anche per il ciclismo a tante persone, no? Sì. Che fanno poi il tifo per lui. Sì, Jonathan è rimasto sempre lui, semplice com'era, con le grandi vittorie che ha fatto, però Jonathan è rimasto il ragazzo buono, semplice, posato e impegnato sul lavoro che fa, e quindi lui è cresciuto sempre di più con questo giro, però sapere che c'è tutto questo tifo insomma lo rende ancora più forte e carico. Il prossimo appuntamento ovviamente è Roma, dove non potete mancare. Sì, siamo già organizzati, si va a Roma e aspettaci Roma che arriviamo.